Buonasera da Telecolor, vediamo insieme i fatti più importanti di questa edizione di Sicilia 24. Palazzolo Acreide, 9 le persone indagate della morte del piccolo Vincenzo, tra loro anche l'educatrice che ha tentato di salvarlo, omicidio colposo, il reato ipotizzato. Morti bianche, 2 indagati per l'operaio morto sul lavoro a Canicattì, la Sicilia in zona gialla per incidenza di incidenti sul lavoro. A Catania lite tra fratelli colombiani finisce a coltellate, il maggiore colpisce il più giovane al collo, la vittima non è in pericolo di vita. L'estate entra nel vivo, bollino arancione domani a Catania, Palermo e Messina, in tanti già al mare per un bagno rinfrescante. In 40.000 per ultimo allo stadio di Messina, poesie e emozioni nelle 2 ore di concerto del giovane fenomeno della musica italiana. Calciomercato, Adamonis è il nuovo portiere del Catania. Per il lituano 2 anni di contratto fino a giugno del 2026. Ancora buonasera, lo avete sentito dai titoli, sono 9 le persone indagate per la morte del piccolo Vincenzo precipitato in un pozzo artesiano a Palazzolo Acreide nel Siracusano. Tra loro c'è anche l'educatrice che ha tentato di salvarlo. Sentiamo il servizio. C'è anche la donna che ha provato a salvare, calandosi nel pozzo, il piccolo Vincenzo tra le persone iscritte nel registro degli indagati per la morte del bimbo. Si tratta di una educatrice della Onlus che aveva organizzato l'escursione a cui il piccolo partecipava con un gruppo di bambini, alcuni dei quali disabili. L'iscrizione è comunque un atto dovuto per consentire alla donna di nominare un consulente che possa partecipare all'autopsia, un esame irripetibile. Anche per lei il reato ipotizzato è omicidio colposo. Complessivamente gli indagati sono 9, 8 educatori e il proprietario della struttura dove è avvenuta la tragedia. La procuratrice di Siracusa Gambino e il sostituto Viscardi hanno già sentito piccoli testimoni che partecipavano alla visita didattica nella fattoria, ma le loro versioni su quanto accaduto risulterebbero discordanti. Le prime risposte potrebbe darle l'autopsia che sarà eseguita la prossima settimana. Le indagini intanto vanno avanti senza sosta e nelle prossime ore saranno sentite altre persone per chiarire chi fosse incaricato della sorveglianza dei bambini e se il pozzo fosse stato messo in sicurezza. Resta da valutare anche il racconto di un piccolo che ha parlato di ritardi dei soccorsi. La procura intende fare luce pure sulle tempistiche, anche se il Dipartimento dei Vigili del Fuoco in una nota ha puntualizzato che il personale è arrivato sul luogo dopo soli 10 minuti dalla chiamata e non dopo ore. Intanto tutto il paese è stretto attorno alla famiglia del piccolo Vincenzo, centinaia di persone hanno preso parte alla veglia di preghiera organizzata nella Basilica di San Paolo. La mamma del bambino affida ancora una volta a Facebook il suo dolore e scrive: "Siamo morti con te dentro quel pozzo". Ed è una tragedia che ci riporta alla mente quella del piccolo Alfredino che tenne tutta l'Italia con il fiato sospeso. Abbiamo sentito il responsabile del centro rampi che chiede una legge sulla sicurezza dei pozzi. Francesco Aloi. Nel nostro paese, proprio grazie al sacrificio di Alfredino, è cresciuta molto la cultura della prevenzione, dell'attenzione e della protezione civile. Vincenzo come Alfredino, Palazzolo Acreide come Vermicino, 2 brutte storie con lo stesso finale. 43 anni dopo la tragedia che tenne col fiato sospeso l'Italia intera, però c'è ancora tanto da fare. C'è ancora largamente diffusa un'incuria, una mancanza di attenzione. E sempre nel Siracusano, 43 anni fa, morirono 2 fratellini, Antonino e Salvatore, 9 e 7 anni, annegarono in un pozzo profondo 20 metri. Drammi da non dimenticare, per far sì che non si ripetano più. Come? Mettendo al primo posto la prevenzione. Realizzare una copertura dei pozzi, una legge chiara che realizzi questo, ma accanto a questa anche una prevenzione che è la formazione. Eh sì, formazione è un'altra parola chiave, perché è fondamentale anche insegnare ai bambini come comportarsi, mettendoli a conoscenza dei possibili rischi. Questo è quello che noi realizziamo quotidianamente, silenziosamente. A Palazzolo Vincenzo si stava divertendo, era ad un campo estivo, una giornata di gioco che gli ha strappato il futuro. I bambini possono e devono esplorare, conoscere un territorio nel quale arrivano per la prima volta ed essere ovviamente vigilati da adulti competenti e attenti.
E adesso andiamo a Canicattì, due le persone indagate per la morte di un giovane operaio in un cantiere, è l'ennesimo incidente sul lavoro che alimenta le statistiche. Sentiamo Davide Sardo. Almeno 2 persone sarebbero state iscritte al registro degli indagati per la morte del 21enne Angelo Giardina, schiacciato da un carrello elevatore che stava manovrando in un cantiere a Canicattì. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Le indagini sono state affidate ai carabinieri, all'opera soprattutto per riscontrare il rispetto delle norme in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione. L'intera area è stata sottoposta a sequestro. Giardina lavorava da una settimana per un'azienda che produce e commercializza manufatti in calcestruzzo in via Vittorio Emanuele nella periferia nord di Canicattì. Al vaglio degli inquirenti anche i video delle telecamere di sorveglianza che avrebbero registrato l'incidente mortale. Il sindaco Vincenzo Corbo ha proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali. La Sicilia, con 9 vittime nei primi 3 mesi del 2024, vede diminuire l'incidenza dei casi passando dalla zona arancione ad una meno grave, la gialla. L'indagine è stata elaborata dall'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente. Nel dettaglio, Agrigento, Palermo e Trapani si trovano in zona rossa, mentre Catania e Messina sono in zona gialla, e in zona bianca le province di Caltanissetta, Enna, Ragusa e Siracusa, tutte con un'incidenza di mortalità pari a 0. Tenta di prendere a calci la compagna nel tentativo di provocarle un aborto. Una donna di 34 anni di Randazzo, in provincia di Catania, ha denunciato il comportamento violento del compagno 25enne, avvenuto almeno 2 volte mentre era al 2° e al 6° mese di gravidanza. La donna ha chiamato il 112 chiedendo aiuto e, nonostante la comunicazione fosse stata più volte interrotta dall'uomo, i carabinieri sono riusciti a localizzare l'abitazione e per l'uomo, dedito al consumo di alcol e droga e anche alla ludopatia, è scattato il divieto di avvicinamento del bracciamento elettronico. E ancora a cronaca, restiamo stavolta a Catania, ferisce a coltellate il fratello colpendolo più volte al collo. La lite tra 2 colombiani di 39 e 29 anni è iniziata a casa e è finita davanti ad un fast food del centro del capoluogo etneo in piazza Santa Maria di Gesù. È stato il titolare del locale a trovare la vittima sanguinante e a chiamare il 112. L'uomo con un'emorragia in corso è stato trasportato al pronto soccorso nell'ospedale Garibaldi Centro in ambulanza, sebbene in stato di shock è riuscito a fare agli investigatori il nome del fratello, che è stato rintracciato ed arrestato poche ore dopo mentre rientrava a casa nella zona del Fortino con la mano fasciata per coprire una ferita da taglio. Gli investigatori hanno trovato nell'appartamento tracce di sangue, 2 coltelli ancora sporchi e la vittima non è comunque in fin di vita. Ancora a cronaca, siamo ad Acireale, la polizia ha arrestato un 42enne che da 3 anni minacciava e maltrattava i genitori, accusato di tentativo di estorsione, maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. Una folle fuga sulle strade catanesi, è stato arrestato il latitante di un clan che doveva scontare oltre 10 anni per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Il pregiudicato si muoveva indisturbato a bordo del proprio scooter. Eva Spampinato. Un inseguimento folle per le vie di Catania a bordo di uno scooter con la targa contraffatta. Lui, un latitante pregiudicato anche per rapina a mano armata, storicamente legato al clan Cappello Bonaccorsi e parente di Concetto Bonaccorsi, già al vertice della famiglia dei Carateddi, voleva fuggire dai poliziotti che lo cercavano da giorni. Maurizio Valenti, 50 anni, per sottrarsi al carcere, doveva scontare più di 10 anni, da oltre un mese si era reso irreperibile allontanandosi dalla propria abitazione dove era ai domiciliari. Gli investigatori lo cercavano e sapevano che si nascondeva tra i quartieri di San Cristoforo e San Berillo Nuovo, usando uno scooter scuro per gli spostamenti. Dopo giorni di estenuanti ricerche, nel corso dell'ennesimo appostamento, i poliziotti lo riconoscono in lontananza, mentre si trovava in Corso Indipendenza. L'uomo inizia la fuga. Per raggiungerlo 2 dei poliziotti, anche loro a bordo di uno scooter, prendono una rampa di scale in discesa, cadono dal mezzo, ma riescono comunque a tagliare la strada al fuggitivo e a bloccarlo. Valenti è stato arrestato e portato in carcere. In passato era finito in manette nell'ambito di diverse operazioni della Direzione Distrettuale Antimafia, ultima delle quali la Camaleonte del giugno 2020, nell'ambito della quale la squadra mobile aveva inferto un duro colpo agli assetti del vertice del clan Cappello Bonaccorsi.
E ora voltiamo decisamente pagina perché siamo all'estate che esplode proprio in questo fine settimana. Bollino arancione domani a Catania, Palermo e Messina. Tanti già sono le persone a mare per un bagno rinfrescante. Desiree Ferlito. Per quest'anno vecchia canzone, ma oggi i siciliani al mare cosa cercano? Un po' di tranquillità e di relax. Tranquillità, pace, serenità e cercare di togliere un po' di spazzatura che sia in testa. La prima volta per lui, quindi volevo che si facesse questa esperienza, il suo primo anno e la prima volta che vede il mare. Pronti solarium, aperti gli stabilimenti balneari, le spiagge tornano ad affollarsi nel secondo weekend estivo, al mare per rilassarsi, per far giocare i bimbi o per staccare qualche ora dalla frenesia della città. E poi ci sono gli irriducibili della Tintarella e chi ha lavorato tutto l'inverno per mostrare una splendida forma. Questa è la tipica bronzatura selvaggia, si chiama. Sì, io vado al mare tutto l'anno. Qui oggi sono per caso, però di solito vado alla playa, ecco, questo è il sole della playa. Il sole della playa? Sì, per chi lo volesse sapere. Si viene al mare perché, signora? Perché io vengo tutto l'anno, perché adoro il mare e qua a Catania siamo sempre estate. San Giovanni Liguti soprattutto forever. Sta ballando, non la vorrei interrompere. Affollatissima la spiaggia di San Giovanni Licuti, il popolo catanese ne approfitta per un bel bagno al mare rinfrescante. Com'è l'acqua? Come diciamo qui a Catania, come il torrone. Bella fresca ma che ti rivitalizza e dona energie per affrontare la giornata. L'estate dunque è ufficialmente iniziata e naviga veloce. Fine settimana all'insegna del caldo, fra le 16 città italiane contrassegnate oggi con bollino arancione c'è Palermo. Domani invece il bollino passa anche a Catania e Messina. Le abitudini dei catanesi al mare non cambiano, ma Stev dell'estate è un tuffo bomba che diventa autoctono. Tuffo alla catanese. 1, 2, 3. Rispettiamo le nostre spiagge preferite e che sia una buona estate per tutti. Cioè per quest'anno non cambiare? Stessa spiaggia, stesso mare, no? Bellissimo, perfetto. Adesso andiamo ad Agrigento dove manca tanto ancora per fare della città dei Templi la capitale della cultura, a partire dai parcheggi della Valle dei Templi. Davide Sardo. Il conto alla rovescia è ormai iniziato. Nella macchina organizzativa che porterà Agrigento a rivestire per un anno il titolo di capitale della cultura mancano ancora tanti ingranaggi. Tassello importante anche i parcheggi della Valle dei Templi, sito che attira ogni anno quasi 1 milione di visitatori e che nel 2025 potrebbe superare questa soglia. Per le guide turistiche la struttura non è sufficiente. Noi abbiamo bisogno di più spazio anche perché Agrigento 2025 si avvicina, mancano 6 mesi, avremo molta più gente, quindi bisogna aumentare la capienza dei parcheggi e anche risistemare le zone in ingresso degli stessi parcheggi per realizzare le opere che possano permettere ai turisti di accedere e uscire dagli stessi parcheggi in sicurezza. Insufficienti ma anche sterrati perché la soprintendenza non autorizza la pavimentazione. Più volte l'associazione guide turistiche ha chiesto alla direzione del parco di mediare per trovare una soluzione. A fronte dei prezzi per posteggiare, sicuramente non modici, visitatori e turisti lasciano l'auto tra polvere e sabbia senza pensare che quando piove i parcheggi si trasformano in veri e propri pantani. Per noi adesso c'è una breve sosta, ci ritroviamo fra pochissimo. Bentornati a Sicilia 24. La Sicilia e l'Inghilterra sono molto lontane tra loro, ma unite da un ramo dinastico, i Normanni di Sicilia. Un racconto affascinante che assume ancora maggior appeal se fatto da Antonio Caprarica, giornalista e scrittore che abbiamo incontrato a Taormina, che ci ha confessato: preferisco le bellezze della Sicilia. Era Spampinato.
Oh, ma guardi, i punti di contatto tra Sicilia e Inghilterra, come sa, sono innumerevoli, a cominciare dagli stessi padroni medievali, i normanni, no? La monarchia che ancora oggi siede sul trono inglese è di origine normanna, così come normanna era forse la più grande delle dinastie che ha regnato su queste terre, che ha lasciato un segno così straordinario e imperituro. Ma sa che c'è stato perfino un matrimonio dinastico tra i normanni di Sicilia e i normanni d'Inghilterra, quindi i legami sono molti, però c'è qualcosa che grazie a Dio non è collegato: il tempo, la cucina e la bellezza, perché la bellezza siciliana è irripetibile. Io sono leccese e lei non so se lo sa, ma ad esempio Tancredi, il normanno conte di Lecce, fu l'ultimo aspirante re normanno, era un figlio bastardo dell'ultimo re, cercò di assicurarsi il trono, fu fatto fuori spietatamente dai concorrenti. Quindi sento veramente la Sicilia orientale un po' come casa mia e ci torno sempre con una grandissima gioia. Ha detto Tancredi, ovviamente viene in mente il Gattopardo, la massima del Gattopardo era cambia tutto per non cambiare nulla, ma secondo lei in Sicilia oltre che in Italia continua questa, vale ancora questa massima? Guardi, no, onestamente penso che anche noi italiani siamo cambiati molto. Non posso dire che siamo proprio uno di quei paesi centometristi del cambiamento, ma siamo quelli sulla mezza distanza, diciamo, ecco, i 10 chilometri. Piano piano ci arriviamo. Dalla cultura alla musica, ieri sera allo stadio Franco Scoglio di Messina sold out con 40.000 persone per ultimo fenomeno musicale degli ultimi anni, poesie e emozioni per oltre 2 ore di concerto. Francesco Triolo. La semplicità e l'emozione, forse così si può spiegare il fenomeno ultimo in grado di riempire gli stadi. A Messina, al San Filippo, erano in 40.000 ieri sera a cantare le sue poesie. Arrivavano da tutta la Sicilia e dalla Calabria e lui ha risposto presente, si è detto innamorato della Sicilia, desideroso di regalare emozioni, anzi di restituirle. Il suo è stato uno spettacolo di oltre 3 ore, 30 brani senza un solo calo di tensione su un palco imponente, con oltre 600 metri quadri di LED wall a dominare le retrovie ed un massiccio impianto luci, suggestivi visual ed effetti speciali pirotecnici, il volume forte, il pianoforte, la sezione acustica, il ritmo, le pause, le storie. Una empatia che ha costruito con il pubblico, un legame nato sin dal 2018 che attraversa le generazioni, madri e figli, padri insieme a cantare, in un viaggio che ha come gioia quella di cantare davanti ad un pubblico che ormai considera la sua gente. Sento che qualcosa cambia, se vivi e non sorridi più, sento che perdo la calma. Altra breve sosta e poi la pagina sportiva con il calciomercato. Siamo alla pagina sportiva e parliamo di calciomercato. Primi movimenti anche per il Palermo e Rosanero ad un passo da Nicolao dello Spezia per l'attacco. Torna di moda il nome di caso, Marco Gullà. Dovrebbe essere il difensore Nicolao il primo acquisto per il nuovo Palermo. L'affare con lo Spezia sembra arrivato alle battute finali. La trattativa con il club bianconero nel frattempo in pole position sui Rosanero, Soleri e Aurelio, in uscita e in procinto di cambiare maglia, sarebbe in stato avanzato. Nicolao è pronto a risolvere i problemi della retroguardia rosanero dopo aver conquistato la Serie A con il tecnico Dionisi nell'annata trionfale di Empoli, e il Palermo sarebbe a un passo dal chiudere l'affare. Prossima settimana probabilmente la fumata bianca. Si riparte anche da 2 capisaldi come il portiere e l'attaccante. Desplanche e Brunori saranno i titolari inamovibili del nuovo Palermo. Morgan De Santis su Brunori non ha usato mezze misure, rispondendo alla domanda sul capitano con una sola frase: è senza dubbio al centro del progetto. Sarà dunque compito di Alessio Dionisi mettere Brunori nelle migliori condizioni per segnare tanti gol. Si è invece allontanato Van de Putte, ormai ad un passo dalla Salernitana. Per l'attacco torna di moda il nome di caso, Rosanero, che dopo il ritiro a Livigno giocheranno il 3 agosto un amichevole a Manchester contro l'Oxford.
E adesso a Catania e anche le altre di Serie C. Intanto in casa rossa-azzurra c'è il secondo acquisto, si tratta del portiere Adamonis che ha sottoscritto un contratto biennale con il club del presidente Pelligra. Molto attivo anche il Trapani, mentre il Messina continua a rimanere bloccato con le note vicende societarie. Ma sentiamo Sergio Colosi. Il Catania ha un nuovo portiere, è Marius Adamonis, lituano di 27 anni, che con un accordo pluriennale si lega al club rossazzurro a titolo definitivo, proveniente dalla Lazio. La scorsa stagione 36 presenze in C con il Perugia. Furlan è in partenza, mentre Beters potrebbe fare il vice, oppure giocare in prestito con la lucchese interessata alle sue prestazioni. Adamonis è il secondo colpo dopo l'arrivo di Gianluca Carpani, 20 reti nelle ultime 2 stagioni con la Recanatese. Il terzo potrebbe essere l'attaccante Filippo D'Andrea, punta del Cerignola da 16 gol e 5 assist. Solito immobilismo estivo del Messina targato Pietro Sciotto, eternamente indeciso se cedere o meno la società. L'ultima novità è la trattativa con un gruppo anglo-americano, l'unica certezza la conferma del tecnico Modica. Il Trapani ha proposto un biennale all'attaccante italo-senegalese Mamadou Kanouté, ex Avellino e l'anno scorso a Taranto, con 13 gol e 3 assist in 37 gare. Tutto, ci fermiamo qui con il nostro telegiornale, grazie per averci seguito, a tutti voi auguro la buona serata.